Mi puoi fare questa cosa dell'intervista interrogato? telefonica? Sì, possiamo farla tranquillamente. Ma voglio rispondere io. Sì. Ma come facciamo? No, tu sei l'operatore. Io sono l'operatore. Scusate, chiediamo scusa agli ascoltatori, ma io voglio capire come funziona un'indagine radiofonica. Perché non mi è mai successa, capito? Un guaio. Sei pronto? Sono pronto. Pronto, buongiorno. Signora Nunzia, buongiorno. L'ho riconosciuta. Riconosci? Sì, l'ho riconosciuta. Non si parla altro che di lei. Quel morettino, quello di ieri del mercato ortofrutticolo? No, signora. Non sei tu, io sono un funzionario di Audi Radio, signora. Ha sentito mai parlare di Audi Radio, signora? Sono un funzionario di Audi Radio, signora. Veramente, gente che funziona non ne conosco manco una, guarda. Senta, signora, prenda buono per lei, perché io, grazie a Dio, finora nessuno si è mai lamentato. Sì, c'è uno che funziona qua, è funzionario. Non lo so, nessuno si è mai lamentato. Mi dica. Allora, signora, ascolti, noi stiamo facendo un'indagine. No, guardi, mio cugino è innocente. Mio cugino è innocente. Signora, per favore, non si inquieta. No, che botola, signora! È un'indagine d'ascolto, signora. Mettete la cannuccia in bocca per respirare. È un'indagine d'ascolto, signora. Indagine d'ascolto. Ignazio, non parlare, che ti ascoltano, Ignazio. Fammi intercettazione ambientale, capisci? Non può parlare. È un'indagine di ascolto. Può parlare, signora, può respira piano, anzi non respirare, Ignazio. Respira piano per non far rumore. Ecco, respira piano per non far rumore, Ignazio. Ignazio, ma com'è che ti addormenti di sera e te ne svegli col sole, Ignazio? Allora, mi fa fare il mio lavoro, per favore. Io devo fare. Con chi parlo, scusi? Mi chiamo Pappalardo, sono di Audi. Pappalardo. Mi dica, che cos'è, maresciallo? No, sono un funzionario così di Audi Radio. Funzionario, quindi che è commissario allora? No, signora, ho un ruolo un po' più importante rispetto ai semplici operatori telefonici che lavorano qui dentro la mia azienda, siccome insomma. La testa da malora lei, non ho capito più comunque, niente, signora, sto facendo un'indagine sull'ascolto radiofonico. Lei ascolta la radio, signora? Senta un po' il mio tono come. Lei ascolta Sì, esatto. Signora. Scusa un momento, Ignazio, può riuscire, Ignazio? Sì, ma chi è questo Ignazio? È il mio cugino. Ignazio, Nanno, non sveglia Ignazio, lo so dormire giù, per davvero, guarda. Perché fa, respira, Ignazio, respiri? Signora, ascolti, intanto. Respira. Intanto io devo farle qualche domanda così. Lei ha a disposizione qualche minuto della sua giornata, per esempio una quarantina di minuti ce ne ha a disposizione. Perché tanto dura questa indagine? 40 minuti al telefono? Beh, insomma, 40 se siamo lenti, però se siamo rapidi in una ventina di minuti ci leviamo sto pensiero. Ma insomma, qua sono. Vabbè, le sue abitudini. Diciamo che momentaneamente non ho lavoro. Ecco, lei non ha lavoro, quindi la mattina si sveglia quando vuole. Su un deposito ultimamente, no? No, non mi interessa, signora. Serve un tranciapollo automatico? Che cosa farne? Lo vuole un girallicca automatico? Non ho cosa farne. Lo vuole una friggitrice trasversale? Signora, lei ascolta la radio per caso? Ne vuole calze velate per rapina, arma armata? Non ne ho bisogno di calze velati, signora, mi creda. Cioè, non è. Cioè, funziona abbastanza bene, come dicevo. Ma che c'è i cazzo soi già? C'ho i cazzi miei. Ho capito, io ci volevo dare i cazzi nostri. Sa, quest'ente non funziona bene ultimamente. Allora, mi faccio l'indagine, non è che è tanto, che dobbiamo cucinare qua. Forza. Lei ascolta la radio per caso? Perfetto. Lei deve dirmi, adesso io le dirò una serie di radio iscritte a questa nostra indagine di campionamento, no? E lei dovrà dirmi, quando sente il nome della radio che ascolta, dovrà fermarmi. E che cosa ci devo dire, scusi? Mi dice stop, alt, ferma, ripeto. Oh, perfetto. Allora, cominciamo. Radio Pidocchio, Radio Allicca, Radio Nicola. Ma lei mi deve dare il tempo, però, scusi, come mi devo infilare in questa. Certo, signora, però scusi. Ce lo devo dire così a volo? Certo, signora, nel momento in cui lei sente il nome della radio. Vedo che le sono passata. Beh, signora. Ricominciamo. Radio Pidocchio, Radio Allicca, Radio Nicola, RSC Radio Studio Centrale, Radio Vatte la Pesca. Stop. No, Radio Vatte la Pesca? Era quella di prima. Signora, Ma che non vale allora? Signora, devo segnare Radio Vatte la Pesca. Mi spiace, signora. Io ascolto RSC, Radio Studio Centrale. E allora, signora, lo dica la radio col nome e cognome. Ma che fa, non vale più? Vabbè, signora, guardi. Possiamo ricominciare? No, ricominciare no, per favore. Ma lei non la può mettere come prima questa qua, che io ce lo dico subito. Signora, guardi, io non mi faccio condizionare sicuramente. Va bene, allora. Vuole un diario, signora? Lo vuole un diario? Che voglio? Un diario, signora. Cioè io le devo adesso un diario e lei annota tutte le radio che ascolta durante la giornata. Io sbaglio, scusi, ma che sto parlando lei? Ci pare che la gente devo che fare. Devo dire che la sua. Un anno,
la sua risposta è pertinente, però signora. Mi metto ad annotare che cosa succede nel diario? Signora, lei ha un diario da compilare, come una sorta di diario di bordo, no? È vero? E lei ogni giorno mette tipo alle 7 ho ascoltato Radio Nicola, alle 8 ho ascoltato Radio Pidocchio, alle 9 ho ascoltato Radio Varaghi e via dicendo. Sì, esatto. Sì. Lei ma ti pagano per fare questa cosa, no? Quanto ti danno? 2.000 euro al mese, no? No, signora, anche un po' meno, però insomma va bene così. Mi accontento tutto sommato. Vabbè, la ringrazio. Allora com'è andata? No, signora, la ringrazio. Ma com'è andata? C'è ancora l'indagine? No, vabbè, signora, può andare, per questa volta può andare, signora. La ringrazio. La saluto, Ma i soldi quando arrivano? Signora, non ce n'è soldi. Come non ce n'è? Non ce n'è soldi. Ma come? Lei ha venuto che mi tira il telefono, non ci sono manco soldi? Tutt'al più le posso regalare un buono benzina, se vuole. Scusa un momento. Nanno, allo spiego, dove si trova lei? Scusa, vabbè, ora in questo momento sono... attacca i ricercatori di segnare, attacchilo. No, non ci credo. Non ci credo, signora. Non ci credo che lei ha un'apparecchiatura così sofisticata. Che c'è sto rumore? Oh, sti catanesi, oh. Pronto? Che cosa? Ah, vabbè, si chiede l'indirizzo. Stiamo arrivando, si preoccupi. Ma signora, guardi, io ora sai che succede? Ma io non sono a Catania. Ora io vengo con mio cugino con la APA. Ma che vabbè. Un anno lo stava a casa, che non è in casa. Sì, ok, sì. Vengo con mio cugino. Lei nel frattempo ci chiama sua moglie. Sì. È sposato lei? E io sì, sono sposato, una bella famiglia, una bella moglie. Che oggi non si ritira. Perché non arriva? Dice che non lo cercano di chi l'ha visto. Scusate, qualcuno mi ha invitato a pranzo? Ci chiama ai carabinieri, ci dice che l'indagine la cominciano da ora. Perché a lei penso che lo trovano un pezzo qua e un pezzo da. No, signora. Mette in moto la lama. Lei mi sta minacciando, signora, pronto? Sono stato minacciato da una signora. Scusate, sapete come si chiama questa signora che mi ha minacciato? Sometimes I get a good feeling, yeah. Alla Catania.